Roberto Zonto, un 3-2 che al di là della sconfitta dà autostima, consapevolezza alla squadra perché ha ottenuto con una formazione che è stellare, lo sappiamo tutti, anche se poi alla fine brucia perché c'è stata quella punizione non concessa che è apparsa evidente, gli arbitri possono sbagliare, però insomma lì brucia un filo. Beh sì, allora partiamo dalla nostra prestazione, io sono rimasto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, secondo quello che avevamo preparato. Ci ha messo tutta l'energia possibile, tutta la voglia possibile, secondo me ha fatto una buonissima partita. Merito al Trissino che si è visto che è una squadra che è da quartieri alti e quindi per niente è là. Bisogna lavorare ancora, bisogna lavorare, bisogna lavorare su un gioco più dinamico, limitare gli errori, migliorare alcuni aspetti difensivi, però nel complesso io sono soddisfatto. Adesso comincia, hai detto bene, il tuo lavoro perché prima l'influenza ti ha impedito di incidere come avresti voluto in questa settimana qua, c'è la pausa natalizia, il nostro campionato comincia di fatto il 6 gennaio a Grosseto, subito un calendario tremendo, Grosseto, Forte dei Marmi, puoi lavorare un po' di più, questa è una squadra che deve ragionare una partita alla volta senza porsi secondo me degli obiettivi che vadano secondo me al di là della giornata. Beh, sono d'accordo, cioè noi dobbiamo prima di tutto salvarci e questo è un punto che dobbiamo mettere là perché è un campionato difficile e poi bisogna capire cosa faranno le squadre durante la pausa natalizia, durante la riapertura del mercato. Lavoreremo, è logico che a me serve tempo, cioè farò il massimo, ma se non ho la squadra vera si vedrà un mesetto e mezzo, 2 mesi almeno, insomma. Qui ti manca anche Scucato che non è poco, però il particolare di oggi che ci ha fatto piacere, in un momento saliente della gara hai schierato Geremia per giocarsi anche i minuti finali, questo significa che tutti devono sentirsi coinvolti, è una squadra di 10-12 elementi e tutti quindi devono essere pronti alla bisogna. Sicuro questo, poi dipenderà dalla gara. La gara chiedeva un attaccante e secondo me lui poteva farlo, tanto è vero che è andato vicino al gol perché ha avuto un tiro di prima lì sul 5 contro 4 mi sembra che ci è arrivato vicino, quindi ho cercato di sfruttarlo perché mi serviva uno davanti.